Allora Paolo, ho detto prima in diretta, è giusto per tranquillizzare anche a casa che ti farò dormire sullo zerbino. Ti ospito comunque, però gran gol 1-10 dalla fine, Giovinazzo porta a casa 3 punti d'oro e adesso non sono andato a guardarmi la situazione in classifica, non ho visto gli altri, Monza ha perso, quindi voi siete diciamo ancora in lotta per quel mitico settimo posto. Beh sì, è quello che puntiamo fino alla fine della stagione, che è il settimo posto. Oggi abbiamo lottato fino alla fine, sappiamo che comunque il campo di Valdagno non è facile, comunque ci sono tanti giocatori che sono a livello europeo, quindi si sanno muovere bene, sanno giocare molto bene insieme, solo che noi siamo stati più intelligenti, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e abbiamo portato 3 punti importantissimi a casa. Ho anche sottolineato il fatto che sei l'unico 2006 convocato nell'Under 23, quindi complimenti qui in diretta con tutti quelli che ci seguono. Ed è comunque stasera ti ospito volentieri, anzi devo lasciarti ospitare da Marco che è riuscito a segnare un golletto anche lui su spizzato, quindi aumenta anche lui il suo score in stagione, non ti arriva neanche vicino ai tuoi 18? 18 con questo, sei maggiorenne anche con i gol. Bene, in bocca al lupo per il tuo Giovinazzo e buon lavoro con la nazionale, a presto qui in diretta magari in altre circostanze. Grazie mille, buonasera a tutti. Ciao. Grazie Paolo. Ciao.